Amici bellini, ecco, mamma mia che rumori incredibili, eccoci qua. Dobbiamo parlare un pochino di mercato perché ci sono delle cose che non mi convincono e altre che forse mi convincono. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Sono troppi disonesti, ma rumori incredibili, rumori. Allora, amici belli, prima di tutto benvenuto Salvatore Salzano e molti nuovi iscritti sul nuovo video è successo un macello, sull'ultimo video, scusate se non ne ho fatto uno ieri, ma non c'era niente da dire, fondamentalmente posso mai fare un video, credo che forse non viene nessuno, ma sul video quello là è incriminato, c'è stata una voragine di haters, ecco perché io indosso la cravatta speciale, la cravatta dei TVB, ma tutti quelli là proprio TVB, chiamate l'ASL, le battute proprio inutili, sempre a piangere, rosicate che è venuto Spalletti, cioè proprio cose che non significano proprio niente. Voi vi dovete veramente far vedere da qualcuno bravo, ma siete bambini, e se sono bambini, ma se avete superato i 15 anni e non siete più dei bambini, fatevi vedere da uno bravo. Ma veramente. Al di là di questo, ricordo agli amici abbonati bellini di passare, perché ho fatto lo sconto, passare ad abbonato bellino invece di rimanere amici bellini o amici bellini di Forcim, risparmiate per passare nel canale Telegram, fatelo adesso che domani poi andiamo live, io cancello tutti e nessuno è più abbonato perché resterà un solo livello, quello degli abbonati bellini. Fatelo immediatamente, tutti nel canale Telegram, perché? Perché ci stiamo proprio divertendo nel canale Telegram, facciamo delle nostre considerazioni su notiziole. Le notiziole non meritano nemmeno un video perché non mi posso mettere a fare un video per ogni cuollo, vi renderete conto perché veramente sono fini a se stessi, però mi fa piacere pure rimanere in contatto con voi, ecco perché domani magari ce ne andiamo live, quindi iscrivetevi al canale Telegram se no vi perdete le notifichette, iscrivetevi al canale, lasciate like, le cose che dovreste già sapere. Perché? Allora, no, perché no? Durante il calciomercato ci sono due tipi di tifosi. C'è il tifoso che dice eccolo, è fatta, è arrivato, sono contentissimo, ci pigliamo a Cavani ogni anno. E poi c'è quel tifoso, non è vero niente, non arriva nessuno, ci vendiamo sia Ruiz che Koulibaly che Lozano che Meret, ce li vendiamo tutti, e il Pappone eccetera eccetera. Io sto in mezzo e dico chissà se Grava sarà veramente in grado di fare da tramite tra la squadra, perché a me quello mi interessa fondamentalmente. Però devo fare un plauso perché evidentemente il dubbietto gliel'abbiamo installato, non so se abbia letto la petizione, la lettera aperta, che però è stata firmata da oltre 500 persone e girata tra gli addetti ai lavori, perché ve l'avevo promesso, e tutti gli addetti ai lavori che ho ovviamente intervistato ne sono a conoscenza, e l'idea è girata. E se l'idea è girata e noi abbiamo adesso una nuova figura che chiamano loro team manager, a me va bene lo stesso, il team manager non è una figura nuova nel Napoli, lo faceva De Matteis, però poi era stato allontanato l'anno scorso se non mi sbaglio, non lo so, ma comunque che ne sai, magari un ex giocatore che può fare da tramite, non so se la figura è proprio quella, ma passa, è un qualcuno che già conosce la società. Sotto questo punto di vista mi piace. Poi vediamo se Gianluca avrà pieni poteri oppure se sarà comunque una figura di poco livello, non lo so, veramente non lo so, però mi fa piacere, ecco, un piccolo plauso a una società che vuole aggiungere una figura invece che toglierne una come di solito fanno. Io lo faccio. Poi sulla persona è chiaro, mettevi De Rossi insieme a Spalletti. Perché dice De Rossi? Perché De Rossi era un capitano vero. De Rossi era uno di quelli che quando Rudiger subiva insulti razzisti si affiancava a Rudiger e diceva io non posso avere la presunzione di capire che cosa stai passando, non ne ho proprio idea perché io sono bianco, però se vuoi dirmi come ti senti io sono qua ad ascoltare. Queste sono le figure, questi sono i personaggi che fanno la differenza poi in uno spogliatoio. Se non ce li hai in campo devi averlo come team manager, devi averlo come tramite, e va bene, una figura in più, sono contento. Però è chiaro che non finisce lì, perché sono giorni in cui si sta avvicinando la firma di Sarri con la Lazio, però non con la Roma come qualcuno. È fatta già per la Roma, Sarri sta aspettando solo il Napoli. Tutto falso. Sarri probabilmente firmerà per la Lazio, proprio il comunista. Non voglio fare discorsi politici, ma fa ridere.
E quindi anche la Lazio, se ingrana bene subito, perché a Sarri gli devi dare un po' di tempo, ma se gli dai giocatori chiave con quel centrocampo, bisogna stare veramente attenti. Quindi la Lazio punta al quarto posto in maniera molto seria. L'Inter, ragazzi, bisogna vedere, perché Inzaghi non fa giocare male la sua squadra, anzi probabilmente ha un gioco anche un pochino più arioso di quello che aveva Conte, però bisogna vedere chi resta e chi va. Il mercato è importante ed è per questo che finalmente arriviamo a questo indizio di mercato, perché mo ve lo faccio vedere proprio. In questi giorni di nazionale, primo indizio, vedete, gli amici bellini, mi metto qua, gli amici bellini del gruppo Telegram, no? Ci mandano le cose e ci tengono sempre aggiornati. Questo è Di Lorenzo che posta una storia con Emerson Palmieri. Voi dite, vabbè, ma che magari poi ha postato un'altra storia con qualcun altro. Vabbè, quindi niente di che, una storia, sono compagni di squadra nazionale, niente. Però l'indizio social vero e proprio che mi piace sottolineare è che Emerson Palmieri non segue tante persone, ne segue 1 migliaio, però tra quelli che segue c'è Decibel Bellini, il che io non lo so se non lo so se questo è un indizio di mercato. Qualcuno potrà pensare, ecco qua, è fatta, ha già firmato perché segue Bellini, allora ha parlato con Insigne, seguiti a Bellini. Non lo so, Bellini è uno speaker, Bellini è un DJ radiofonico, Bellini fa questo e altro, conosce nell'ambiente, probabilmente, che ne sa, c'è Stefano in una festa che doveva organizzare, lo vuole chiamare, non lo so, non lo possiamo sapere, anche perché se tu cerchi Emerson Palmieri su Transfermarkt si parla di Atalanta e di Inter come idea, perché se l'Atalanta poi va a vendere Gosens, se lo vende, ovviamente devono prenderne uno là importante, e il prezzo non è nemmeno esagerato, quindi perché loro parlano di 8-10 milioni, non lo so, io a 8-10 milioni non è il fulmine di guerra Emerson Palmieri, però per 8-10 milioni abbiamo speso 25 milioni per Bobotta, e a quel punto per un nazionale italiano che non ne ha giocata una in Inghilterra, bisogna dire la verità, però nel Napoli potrebbe fare la differenza, meglio di un Gulam morto e meglio di un Mario Rui che non credo insomma possa essere il titolare ancora una volta, serve una figura là importante. E a quel punto il problema è che se vai in concorrenza con l'Inter, Emerson Palmieri va all'Inter, diciamoci la verità, va nella squadra che ha vinto il campionato e che va a fare la Champions, oppure quello ha vinto da riserva, ma ha vinto la Champions League. Emerson Palmieri. Mo se Jorginho mette una buona parola, se Insigne e Di Lorenzo fanno tutto un discorso di affabulazione, speriamo bene, però ragazzi è molto difficile. Più plausibile, sentitemi a me, è che se l'Inter prende Emerson Palmieri, dato che hanno rinnovato furbi loro, hanno rinnovato D'Ambrosio, quindi adesso non te lo puoi prendere più a zero, fesso pollo il Napoli che se lo doveva prendere subito perché poteva essere un buon jolly difensivo, una buona riserva, adesso gli hanno rinnovato di 1 anno e te lo devi comprare, probabilmente quei 3-4 milioni li devi spendere, allora loro ammortizzano anche l'ingaggio, 3 milioni glieli danno poi a Palmieri e hanno fatto, capito? È ottima come decisione, e noi ci pigliamo lo scarto dello scarto, che comunque ci serve, cioè se tu sostituisci Yusai con D'Ambrosio io sono contento, però devi comunque cercarlo un titolare e devi sempre capire che cosa succederà con Koulibaly, con Fabian Ruiz, con Lozano, con Zielinski, con tutti questi giocatori ragazzi con Insigne, che sono comunque, con Mertens, che sono al centro delle trattative per forza, perché l'unica voce concreta che gira è che il Napoli deve abbassare il tetto ingaggi, perché se il fatturato non si alza e non aumenta, bisogna abbassarlo il tetto ingaggi. I soldi della Champions non sono arrivati e non credo, non pensate, non sperate che ci ripescano perché fanno fuori la Juve. Non succederà, la UEFA non avrà fa un multina, oppure faranno la cosa, poi ci sarà il ricorso e quindi si allunga e se ne parla tra 2 o 3 anni, multe, così. Non ci pensate proprio, siamo in Europa League, dobbiamo fare una dignitosissima Europa League, la voglio fare fino in fondo, e quindi dobbiamo comprare i giocatori che dobbiamo comprare. Si parla di questo Schurz, un gigante olandese di 1,91 m
il nuovo De Ligt. Ogni volta che esce un difensore poi è il nuovo De Ligt, ma dobbiamo vedere le caratteristiche. Comunque un giocatore che sembra attenzionato dal Napoli, veramente un gigante, non male, dicono, veramente parrebbe che imposta anche bene, non lo so, molto giovane, 21 anni. Schurz dovrebbe venire al posto di Maksimovic e non al posto di Koulibaly. Capite, se vuoi fare un mercato dove tu veramente mantieni l'impianto della squadra seriamente e devi andare a migliorare, se invece ti togli Koulibaly e metti Schurz, devi sperare che Schurz faccia subito un impatto, altrimenti devi partire con Rachmani, Manolas titolari, sperando che Manolas non abbia problemi fisici, perché li ha, ricordiamocelo, e idem devi trovare uno a destra. Ancora non sto sentendo che cosa succede a destra. Vogliamo confermare Malquit? Che vogliamo fare con questi difensori? È importantissimo, da lì parte tutto, perché poi è chiaro, tu puoi anche decidere di tenere Fabian Ruiz e sacrificare Koulibaly, ma dipenderà dalle offerte che arriveranno. Noi di tutto questo parleremo anche live, perché voglio sapere anche che cosa voi ne pensate. Chi sacrifichereste voi? Perché uno va sacrificato. Chi sacrifichereste tra Koulibaly e Fabian? Uno in attacco, perché ho detto anche Lozano che non sacrificherei mai, perché potrebbe avere mercato. Adesso ovviamente la voce è Ancelotti, no? Ancelotti si è pigliato Allan quando andò all'Everton e mo si vuole pigliare qualcuno da là, anche se su Lozano ha detto non so se è da Real Madrid, e poi su altri giocatori ha detto non voglio parlare dei giocatori della Lozano, l'ha stroncato. Quindi ragazzi, siamo sotto al cielo del calciomercato, le notizie si rincorrono, ognuno fa l'esperto e io non posso fare i video a sensazione. Io vi posso fare un commentino sui giocatori che conosco e darvi delle idee. Per me un giocatore che va comprato se ti vendi Koulibaly è Denayer, il difensore belga del Lione, che ho guardato attentamente ieri. Non ha giocato terzino, ha giocato terzo di centrale a sinistra, però non è il suo piede, quindi ha un'impostazione anche, un'inclinazione anche ad impostare, a lasciare la cosa, un po' come fa Koulibaly. Ha 25 anni. Il prezzo penso sia alto, però potrebbe insomma, Transfermarkt dice intorno ai 20-25 milioni, ma si dovrebbe abbassare perché si scade il suo contratto nel 2022. Di conseguenza, come si abbassano tutti i prezzi di quelli che vanno in scadenza l'anno successivo, anche questo qui dovrebbe essere un'operazione che il Napoli dovrebbe fiondarsi subito, immediatamente. E non è un nome nuovo, se ne è parlato spesso in orbita Napoli, ed è un difensore che secondo me merita, ha velocità, ha fisicità e ha una certa anche esperienza. Comunque ha fatto la Champions League. Comunque il Lione non va in Champions League l'anno prossimo, ecco perché dobbiamo pensarci adesso. L'idea l'ho lanciata, aspettiamo che qualcuno la copi, oltre alle cose che sono uscite tutte quante, che ve l'avevo detto, Nainggolan, Vesino, ve l'avevo già detto. Stiamo aspettando ancora l'idea, la suggestione Dzeko, stiamo aspettando che arrivi così. Il problema è che stiamo rinnovando Osimhen e quindi per questo non escono discorsi sui centravanti, però se dovesse saltare Mertens sentirete anche questa. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, ricordatevi la questione degli abbonamenti, non vi dimenticate, perché domani poi andiamo live e voglio vedervi con tutte le icone belline, le emoji belline e tutti gli amici bellini. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose belline. Io mi ricordo come mi chiamo,